Ben ritrovati! Oggi vi voglio parlare della respirazione, in modo particolare del muscolo trasverso. Perché partire dalla respirazione? Perché è l'elemento chiave che ti permette l'allineamento scaletrico, cioè l'allineamento tra il distretto superiore, la cassa toracica, e quello inferiore. Che dire, la vita inizia con il respiro, è il primo movimento dell'essere umano dopo la nascita. Il muscolo trasverso è un muscolo espiratorio. Fa 4 funzioni. Prima, sostiene la porzione inferiore della parete addominale, comprime i visceri. Terzo, stabilizza la colonna lombare, stabilizza le articolazioni sacroiliache. Quando è debole si verifica una distensione addominale. Questo porta la colonna in una eccessiva lordosi e non va bene. Un'altra azione importantissima è l'aumento della pressione intraaddominale. Quando è leggermente contratto, come adesso in questo momento, fornisce una compressione al diaframma che non può abbassarsi ulteriormente. Quando noi inspiriamo, il diaframma scende, incontra questa contropressione del muscolo trasverso e la forza del diaframma si ripartisce verso le costole, quelle basse e quelle mediali, espandendo così la cassa toracica, come proprio un solido cilindro gonfiabile. Questo va a ridurre il carico complessivo della colonna. Diaframma dunque e muscolo trasverso sono fortemente interconnessi, devono lavorare in sinergia per ottenere una postura dinamica e corretta. Bisogna sapere che il muscolo trasverso è un muscolo profondo, cioè è a ridosso delle articolazioni e della colonna lombare. Per questo fa parte dei muscoli del core, che vuol dire profondo, portante, centrale. I programmi di allenamento del muscolo del core oggigiorno sono diventati molto popolari e il metodo Pilates in particolare focalizza questo insegnamento per imparare a percepirli, a contrarli e a utilizzarli nella vita quotidiana. Controllarli, contrarli e percepirli. I metodi tradizionali di rinforzo con i pesetti o le macchine non sono adeguati perché questi sono muscoli profondi, si dicono muscoli primari, e agiscono indipendentemente dal movimento. Il vantaggio è che possiamo allenarli ovunque, da seduti, in piedi, sul posto di lavoro, mentre facciamo i lavori in casa. Dopo questa breve descrizione anche sintetica, vi suggerisco alcuni esercizi, così vi potete esercitare e vi ritroverete un addome più tonico e una schiena più sana. Ci mettiamo a pancia in su, la schiena aderente al pavimento, le mani sull'addome, lì dove passa il muscolo trasverso, e iniziamo con una inspirazione. L'inspirazione lo detende, lo rilassa, l'espirazione lo attiva. Devi portare l'ombelico in profondità verso l'osso sacro. Di nuovo, inspiri, lo detendi e poi espiri spingendolo verso l'osso sacro e mantieni 1, 2, 3, 4, 5 secondi. Di nuovo, assieme inspiro ed espira. Ancora, in, e di nuovo vai in profondità. Un altro esercizio che puoi adottare è la quadrupedia. Le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, la schiena estesa, rimane ferma, per cui inspiri, di nuovo la pancia si rilassa, nel momento in cui espiri lo devi portare in alto, su, 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 verso la schiena lombare. Ancora, in, e poi ancora 2 volte, l'ultimo esercizio che ti suggerisco è tutta distesa, pancia in giù, la fronte appoggiata al dorso delle mani, i glutei sono rilassati, sempre un'ispirazione dove il trasverso si estende, si allunga e poi lo attivi
cercando proprio di creare una fessura tra il pavimento e il tuo addome. Poi di nuovo inspiri e poi ancora espiri, risucchia l'ombelico e cerca uno spazio tra pavimento e addome. Mantieni 1, 2, 3, 4 secondi. Ancora una volta, inspira. Bene. Il mio augurio è che voi vi possiate esercitare un po' ogni giorno piccoli spot durante la vostra giornata. Grazie, ciao!